Raspadon, goppa traverso, goppa va via, raccomando, no! Benissimo, senza Conte, senza Buongiorno, senza Meret, Yamavri, scuffetto. Io già credo sia mancino, ma non lo so. Vai McTominay. Politano, vai, fallo per Orsolini. Buono! Almost buono. Bravo Anghissà. Bravo. Scuffetto mo col destro, vediamo un pochino. Bella palla di Juan Jesus Neres. Bravo Luca. Ah. Dai, ha preso il pallone. Chiappa Scuffetto. Anch'issa, questa era leziosa. Hi Valerio, this is Crystal. Hi, Crystal. Who did you need to speak to? Oh, they told me to speak with Joe, but it was in a conference call, I think. Maronna, rovesciata. Neres, dai. C'è fatica. Ma fatica. Bravo, Rachman. Bravo Di Lorenzo. Esatto, Lukaku, Maronna, mi becca Tomino. No, non hai tirato. Bravo, Anghissà. Vai fino in fondo, Maronna, no, vai. Sì. Che bellezza! La palla Lukaku, no? Stava succedendo tra Lukaku e Lukumi. Fum, arriva Anghissà da dietro e poi la resistenza. Che bellezza! E manco, hai capito? Manco se lo è voluto, proprio, non l'ha proprio pensato al rigore possibile, perché Skorupski era andato a buono. No, Arasigna. Calma, non è successo niente. Ci voleva l'uovo pantaloncino, Skorupski, chissà. No. Tra l'altro questo è quello che fa solo lui, Gilmour è uno strappo del genere fisicamente non ce l'ha. Maro Dallinga. Lobo, troppo rischioso, Lobo, bravo Scuffetto, Lobo. Il leone in gabbia, il conte in gabbia. Ci vuole la pallata per Osimhen, ragazzi, dai. Bravo Lukaku, vai. Bravo Neres. Ma perché sto calcio di punizione non l'abbiamo buttato in mezzo? Ma fatemi capire perché le squadre normali creano dei problemi. Una palla in mezzo, teniamo gente alta. Vai. Neres. Lo mettete un poco troppo dietro. Va bene. I'm good. So I got your message. You want staging at Russo's? Not at Russo's, at the other one, at Spring Lake. I was like, Russo's. I was like, because it's only 4x4s, and to get staging up there's a fucking nightmare. Chi era che ha tirato, McTominay? Ma no. Scuffetto! Da questo scuffetto al pallone. Vabbè. Bravo Anghissà, bravissimo. Bravo Lukaku. Politano col destro. Però apprezzo che hai provato col destro. Apprezzo. Bravo Lobotka. Vai Politano. Col destro. Bravo Ravaglia. Bravo Politano. Che cosa ha fischiato? Voglio sapere che cosa ha fischiato. Non c'era niente. Stiamo facendo dei falli sistematici, qualcuno in più del solito. Bravo Lobo, bravo Lukaku. Lobotka, non l'hai fermato. Bravo. Ikamaz. Alto. Signori, adesso il secondo tempo, perché lo sapete, no? Che il secondo tempo è sempre un gamble. Occhio ai cartellini, perché Massa adesso ti ha lasciato stare, ma i cartellini, Anghissà, Di Lorenzo, apri. Dai, secondo tempo uguale o meglio, dai. Occhio, bravo Scuffetto. Fatemi vedere il replay però. No. Dai Neres, metti una bella foglia morta, tesa, bella. Anch'essa. Vabbè, chiamava il fa. Ragazzi, occhio, Occhio. Bravo Juan Jesus. Bravo Politano. Bravi. Lukaku, vai solo tu. Che ti devo dire? Quasi. Se era tipo 5 anni fa, probabilmente. Adavo, tu sta rovesciata. Grande coraggio di Juan Jesus andarci con la faccia. Bravo. Sto fallo che ha dato contro a McTominay è qualche cosa di meta universale. Scuffetto! Madonna mia! È arrivato. Guagliù, era non scritto, era proprio... Va bene, figurati, va bene. Oh, Solino! No, Juan Jesus, Maron.
Non benissimo. Ok, bravo Juan Jesus. Io sta facendo una partita molto intelligente. Io in questo momento la sofferenza. Troppo presto per soffrire così chiusi dietro senza dare una mano a Lukaku. Aia. No! Ndoye ha segnato col tacco. Bel gol. Meritato. Ci hanno scompaginato. Che uno è andato di là, l'altro è andato dentro. Signori, attenzione! Scuffetto. Bravo, Scuffetto. Posizione, fuori dai pali, bravo. Neres, oggi non mi stai piacendo proprio molto. Fallo su Gilmour. Uè. Ha dato il fallo a Gilmour. Boh, ma capì se passiamo a 3-5-2 o no? Perché vedo Raspadori bello largo. Su Olma ancora. Vediamo. Gilmour. Maronna santissima. Continuo a vedere Anghissà che fa la mezzala vicino a Lukaku nel primo pressing, quindi Oliveira ha fatto un buon lavoro su Orsolini. Cambiaghi già gli sta scappando da tutte le parti. Scuffettino. Bravo Gilmour, si è addormuto di Lorenzo. Bravo Juan Jesus, facciamo un'azione d'attacco. Niente, sta pallata inutile, vabbè. Ciao. È un assalto, è un assedio. Ci stanno proprio umiliando. E anche Anghissà, tutti e due. È una debacle proprio, Debacle. Scuffetto! Ma io, grande parata. Se l'ha magnata Castro, aiutatemi. Brutto fallo su Gilmour. E adesso dobbiamo tirare fuori uno specialista dei calci piazzati. Perché le cose si vincono anche così. Ngong guarda Raspadori non lo guarda. Chi lo vuole tirare? Chi vuole essere milionario? Raspadori, goppa traverso, goppa via. Raccomando, no! Steve Signan, Caschieno, Oliveira. Madonna. Anche... vabbè. Ti ha tirato una manata proprio nel petto e non riesce più a respirare. È giusto chiuderla qui. Andatelo a... Signori, noi ci godiamo il percorso, ma per quella cosa là io credo che non siamo pronti. Voi però lasciate un like perché non abbiamo perso e perché il fieno in cascina ci fa affrontare il finale di stagione con più calma. Voi siete ancora qui? Pensavo che insomma dopo il gol di Ndoye uno stacca e non si guarda il finale. E allora guardate qua, il finale di partita come sapete spesso si perde. Queste sono le cose che io recupero poi per l'analisi tattica. Io posso pure capire che Billing, che è danese, si scambia una chiacchiera con Odegaard a fine partita, anche se per rispetto dei tifosi una partita così importante che non riesci a vincere, secondo me la chiacchiera te la fai. Però tutti sereni e tranquilli che chiacchierano. Ngong che va a vedere, ma allora questa capping terapia che ti fai, tutto contento, ridono e scherzano, si divertono, ma fate attenzione che c'è qualcuno che guarda.